milione di euro per le strade di San Leone, vertice con ANAS per l'Agrigento-Palermo, pericolo per le imbarcazioni che accedono al porticciolo. Arrestato Giuseppe Guttadauro, ex primario del civico di Palermo, suo fratello e il cognato di Matteo Messina Denaro. Calcio, Lacra Cassallunga di 10 punti dalla vetta, volley la SEAP perde l'allenatore ma vince contro Sassuolo. Oggi è la festa più romantica dell'anno, San Valentino, una ricorrenza all'insegna anche del consumismo e della corsa ai regali. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Pericolo per le imbarcazioni che frequentano il porticciolo di San Leone. A lanciare l'appello è il velista agrigentino Andrea Barbera. Vediamo. Grido di allarme di Andrea Barbera, noto velista agrigentino che attraverso questa sua video denuncia il fatto che il porticciolo di San Leone ha un fondale molto basso e che ciò provoca danni seri alle imbarcazioni che rischiano anche di spiaggiarsi, e lancia anche un forte appello agli organi competenti di darsi da fare per ripristinare le normali condizioni del fondale con un dragaggio urgente, considerando anche i prossimi lavori che interesseranno la stessa struttura del porticciolo di San Leone, un luogo unico per la sua vicinanza alla Valle dei Templi, luogo UNESCO. Ci troviamo di fronte all'ingresso del porto di San Leone. Io mi trovo proprio di fronte al fanale rosso del molo di Ponente e siamo a circa 6 metri di distanza dalla massicciata e l'acqua mi arriva alla vita. Abbiamo una profondità di meno di 1 metro. Questo rappresenta un pericolo per le imbarcazioni in transito dentro il porto di San Leone, porticciolo turistico tra virgolette perché di turistico c'è ben poco. Ricordiamoci, le imbarcazioni a volte entrano anche di notte durante una mareggiata per trovare rifugio sicuro e ripartono la mattina presto. Soprattutto molti non sanno questo pericolo e già una barca diversi anni fa si è spiaggiata, ha toccato qua la secca praticamente che c'è qui sotto di me. Insomma, rappresenta un pericolo per tutte le imbarcazioni in transito e soprattutto per quelle che poi escono e non sanno del fondale perché non si vede. Quindi innanzitutto andrebbe segnalato e soprattutto andrebbe ripristinato il fondale all'interno del porto turistico di San Leone. Ricordiamoci che questo è il marina della Valle dei Templi, è il marina vicino, è il marina più vicino a un sito UNESCO forse nel mondo ed si trova in queste condizioni. Quindi va bene ripristinare la massicciata, va bene dare decoro all'interno del porticciolo, però è urgente dragare il porto e renderlo sicuro per le imbarcazioni che appunto lo frequentano. Io faccio questo appello, è importantissimo, guardate dove mi trovo, ho l'acqua qua alla vita, qua sono dentro il porto praticamente, qua c'è una barca che sta uscendo adesso. Il problema non sono i motoscafi, le piccole barche, ma sono le barche a vela che hanno sotto un bulbo che arriva fino a 1,5 metri, 2,5 metri e quindi potrebbero fare parecchio danno, addirittura potrebbero anche affondare se dovessero toccare questa secca. Quindi faccio un appello alle amministrazioni, alla capitaneria, perché può diventare un grossissimo problema questa secca che c'è qui di fronte. E ad Agrigento sono stati finanziati con 1 milione di euro i lavori di manutenzione straordinaria al viale Emporium. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Finanziati i lavori di manutenzione straordinaria per le vie principali, stradali e marciapiedi nell'ambito del viale Emporium in località San Leone ad Agrigento. L'importo dei lavori è di circa 1 milione di euro. Il bando, pubblicato nella Gazzetta della Regione Siciliana, è del 7 maggio scorso. L'intervento progettuale consiste infatti nella manutenzione straordinaria del viale Emporium a San Leone. Il viale è l'arteria d'ingresso alla località balneare e costituisce il percorso principale di collegamento con la città di Agrigento. A causa dell'elevato traffico che soprattutto nel periodo estivo interessa la frazione di San Leone, tale
tale strada necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria. Il manto di usura si presenta molto deteriorato, diversi tombini causa di cedimenti localizzati risultano a quota inferiore rispetto alla superficie carrabile. Inoltre, a causa del taglio necessario di alcuni alberi che stavano danneggiando con le loro radici sia la superficie stradale che le limitrofe abitazioni, i marciapiedi risultano essere dismessi e incoerenti, comportando un alto rischio per i pedoni che sono costretti a scendere sulla via carrabile per oltrepassare l'ostacolo. Il progetto finanziato prevede l'eliminazione dei tronchi residui esistenti attraverso il taglio a raso degli stessi e il successivo ripristino della porzione di marciapiede interessata. È in progetto anche il rialzo dei tombini, delle caditoie, per il ripristino della sicurezza stradale e infine si ripristinerà anche il manto di usura della superficie carrabile. Previo scarifica dell'esistente ripavimenteranno i marciapiedi su entrambi i viale Emporium. Ringrazio l'assessore Gerlando Principato e gli architetti Gaetano Greco e Ivano Agostara per il risultato raggiunto. Questo quanto affermato dal primo cittadino Miccichè. Audizione dei vertici ANAS in commissione mobilità, oggetto dell'incontro voluto dal presidente della quarta commissione dell'ARS Giusy Savarino, la strada che collega Agrigento a Palermo. Arturo Cantella. Sulla incompiuta opera stradale di ammodernamento torna finalmente a farsi sentire la politica dopo i tanti anni di attesa di un vero e proprio via crucis per i tantissimi automobilisti che percorrono quotidianamente la strada statale Agrigento-Palermo e viceversa. In tal senso, l'onorevole Giusy Savarino, presidente della Commissione Ambiente, comunica che saranno sentiti in questa settimana i vertici dell'ANAS convocati in merito allo stato dei lavori sulla strada, i sindacati e i sindaci delle comunità coinvolte. Sull'Agrigento-Palermo, continua la Savarino, riteniamo doveroso raccogliere le tante sollecitazioni di siciliani che ormai da troppo tempo sono costretti a percorrere una strada martoriata dal prolungarsi indefinito dei cantieri. Abbiamo in programma un'audizione, continua la Savarino, con i vertici dell'ANAS per approfondire le modalità con cui si potranno garantire gli avanzamenti attesi per i prossimi mesi, senza i quali la Regione, come già dichiarato dal governo regionale, richiederà la rescissione del contratto con il contraente generale CMC, aggiunge la Savarino, che prosegue: ho convocato pure i sindacati raccogliendo le loro preoccupazioni e i sindaci dei comuni coinvolti. Non è la prima volta che ci facciamo portavoce di una situazione allarmante che ha ormai esasperato tutti ed è ora finalmente che gli utenti delle strade statali 121 e 189 abbiano risposte puntuali e soprattutto tempistiche, certe e indifferibili rispetto alla definitiva conclusione dell'odissea dei lavori che avrebbero dovuto da tempo ammodernare la strada a scorrimento veloce Agrigento-Palermo. Arrestato per mafia Giuseppe Gutta Dauro, ex primario dell'ospedale civico di Palermo, suo fratello e cognato del latitante Matteo Messina Denaro. I dettagli nel servizio. Ex primario dell'ospedale civico di Palermo, era al centro dell'inchiesta sulle talpe della DDA in cui fu indagato e infine condannato per favoreggiamento alla mafia l'ex presidente della regione siciliana, Totò Cuffaro. L'indagine messa a segno all'alba di ieri, domenica 13 febbraio, nasce dalle ricerche del latitante Messina Denaro, cognato del fratello di Gutta Dauro. Dalle carte emerge come il boss fosse stato ingaggiato da una donna romana per risolvere un contenzioso con Unicredit da 16 milioni di euro. Ma Udutturi comandava ancora, ipotizzava addirittura di inviare una spedizione punitiva ai danni dell'ex ministro berlusconiano Mario Baccini. E così torna agli arresti Giuseppe Gutta Dauro. Il boss è stato arrestato dai carabinieri delle Rosse insieme al figlio Mario Carlo,
Già condannato 2 volte per mafia, Guttadauro è finito ai domiciliari di nuovo per associazione di tipo mafioso. A lui e al figlio viene contestata l'appartenenza alla famiglia di Cosa Nostra di Palermo Roccella, inserita nel mandamento di Brancaccio Ciaculli. Arrestato già il 22 maggio di 20 anni fa nell'operazione Ghiaccio, Guttadauro era tornato in libertà nel marzo del 2012 ed era andato a vivere a Roma. Secondo le accuse però aveva continuato a mantenere contatti con i clan attraverso il figlio, Mario Carlo. Nel corso dell'indagine è stato, tra l'altro, documentato l'intervento di Guttadauro per risolvere i contrasti che erano sorti a Palermo sull'esecuzione di lavori da realizzare in un'importante struttura industriale nella zona di Brancaccio. Le indagini hanno svelato anche il ruolo di Guttadauro nel traffico di stupefacenti. Dalle carte dell'inchiesta emerge anche come Guttadauro fosse entrato in contatto con personalità dei salotti capitolini. Dall'inchiesta emerge che aveva cercato di risolvere un contenzioso tra Beatrice Sciarra, moglie di un chirurgo docente alla Sapienza e Unicredit, a incaricare il boss di risolvere il problema. Secondo l'ordinanza firmata dalla GIP Claudia Rosini, era stata proprio Sciarra che vantava un credito di 16 milioni di euro con l'istituto bancario. In cambio del suo intervento il capomafia aveva pattuito per sé un compenso del 5% della somma che la donna avrebbe incassato. Guttadauro, emerge dalle intercettazioni, aveva fatto capire chiaramente che sarebbe passato in caso di esito infruttuoso della sua mediazione alla violenza, incaricando qualcuno di dare legnate a un soggetto che secondo lui impediva la transazione. A suo dire si trattava proprio di Mario Baccini, ex parlamentare dell'UDC e già ministro della funzione pubblica del governo di Silvio Berlusconi tra il 2004 e il 2006. Dalle intercettazioni emergono pure le aspre critiche mosse da Guttadauro verso le nuove generazioni di mafiosi, innescate dalla notizia della collaborazione con la giustizia di Francesco Colletti, uomo d'onore che poi era diventato un collaboratore di giustizia. Guttadauro nei suoi dialoghi si diceva preoccupato per le rivelazioni di un altro pentito, Filippo Visconti, e parlava dell'esigenza, rappresentata apertamente al figlio, di evolversi pur rimanendo ancora ai principi di Cosa Nostra. Il nome di Guttadauro aveva guadagnato notorietà quando era emerso nell'inchiesta sulle cosiddette talpe della DDA. È sua la voce che inguaiò l'allora governatore della Sicilia Cuffaro. L'inchiesta coordinata dai PM della DDA dell'epoca, Maurizio De Lucia e Michele Prestipino, svelò una rete di informatori che davano notizie riservate su indagini in corso, tra l'altro all'imprenditore mafioso Michele Aiello e allo stesso Guttadauro. Il nome di Cuffaro emerse da una intercettazione effettuata a casa del boss di Brancaccio poco prima che questi scoprisse l'esistenza di una microspia nella propria abitazione. È il 15 giugno del 2001 e la cimice registra: ragione aveva Totò Cuffaro. La frase costituì lo spunto per gli accertamenti che svelarono che a riferire al boss l'esistenza di microfoni piazzati dai carabinieri della ROS nel suo appartamento era stato il medico Domenico Miceli, delfino di Cuffaro. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti per l'omicidio colposo, oltre che per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sul caso dei 3 migranti dispersi, una donna somala e 2 ivoriani, dopo che la loro imbarcazione ha speronato un peschereccio libico in acque internazionali. In 5 sabato sera sono caduti in mare, 2 sono stati salvati dai compagni di viaggio, mentre gli altri 3 sono scomparsi fra le onde. Quel gommone su cui hanno tentato la traversata appena entrato in acque internazionali è stato involontariamente speronato da un peschereccio libero. Chi era al timone della caretta del mare ha virato per avvicinarsi e chiedere soccorso, ma la manovra è stata fatta troppo in fretta e in maniera troppo brusca e il gommone ha violentemente urtato contro la fiancata del peschereccio. Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza stanno portando avanti le ricerche. Del fascicolo d'inchiesta aperto dalla Procura si sta occupando il procuratore capo Luigi Patronaggio e il sostituto Elenia Manno. Green Pass sì, Green Pass no. Il certificato per entrare nei negozi dovrebbe essere il primo a non essere più necessario. La decisione arriverà nelle prossime settimane. Difficile pensare che resti oltre il 31 marzo. Vediamo.
Continua a tenere banco il dibattito sulla scadenza di tutte le restrizioni in vigore. Ieri si sono registrati 51.959 nuovi contagi contro i 62.231 dello scorso sabato. Calano anche le vittime, 121. L'ondata Omicron si sta spegnendo e intanto la scorsa settimana sul decreto che proroga il Green Pass sono passati in aula 2 emendamenti della Lega sui quali il governo aveva detto di no. Uno dei due per permettere le processioni più rilevanti come quella di Santa Rosalia a Palermo. E poi, in merito proprio al Green Pass, c'è chi, come Matteo Salvini, dalla maggioranza di governo spinge per cancellarlo in concomitanza con la fine dello stato di emergenza prefissato per il 31 marzo prossimo, e c'è chi, invece, come Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, suggerisce di mantenerlo fino al 31 dicembre. La normativa sul Green Pass probabilmente non finirà tutta insieme nel dimenticatoio. Dal 15 febbraio prossimo, cioè domani, scatta poi l'obbligo di Green Pass rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over 50. La Lega starebbe cercando di mettere in difficoltà il governo. Un emendamento al decreto sull'obbligo vaccinale in discussione alla Camera chiede che il pass venga eliminato con la fine dello stato di emergenza. La modifica è stata presentata e firmata da tutti i componenti del Carroccio nella Commissione Affari Sociali e sarà votata il prossimo mercoledì. Il governo Draghi sembra invece voler aspettare l'evoluzione della pandemia in primavera prima di pensare di poter cambiare le regole. Stiamo molto meglio di alcune settimane fa, ha detto ieri il ministro della Salute Roberto Speranza, e ha ancora aggiunto che non sono state prese decisioni in merito alla sorte del Comitato Tecnico Scientifico che si valuterà nell'imminenza della fine dello stato di emergenza, ossia il prossimo 31 marzo. La scorsa settimana sul decreto che proroga il Green Pass sono passati in aula 2 emendamenti della Lega sui quali il governo aveva tassativamente detto di no. Uno, anche coi voti del Movimento 5 Stelle, per permettere a chi vive sulle isole di viaggiare su aerei e navi anche solo con il tampone. L'altro per permettere le processioni più rilevanti della festa dei Ceri di Gubbio a Santa Rosalia a Palermo. Così intanto Walter Ricciardi: deve essere chiaro, il virus non scomparirà, il Green Pass serve ancora, dice Repubblica. L'obbligo di vaccino per lavorare se si è over 50 scade il 15 giugno e il certificato verde nelle sue varie forme potrebbe iniziare a decadere passo dopo passo con la fine dello stato di emergenza. Comunque è difficile pensare che in primavera, con contagi minimi, sarà richiesto a lungo il Green Pass per qualsiasi tipo di attività o anche nei luoghi aperti, bar e ristoranti compresi. Il pressing per l'allentamento si farà più forte giorno dopo giorno. Ad aprile, secondo varie indiscrezioni non ancora ufficiali, il Green Pass base non sarà poi più necessario per i clienti dei parrucchieri, barbieri, estetisti e tutti i centri di servizio alla persona. Un ritorno alla normalità non può che andare di pari passo con un superamento del pass nella vita lavorativa e sociale, probabile che sarà mantenuto solo in poche ben definite situazioni, attività al chiuso. D'altra parte nasce come certificato digitale per facilitare la libera circolazione sicura dei cittadini nell'Unione Europea durante la pandemia e non per poter prendere un caffè al banco. Stilare un cronoprogramma prima della fine dello stato di emergenza, se i contagi continueranno a diminuire, è una richiesta normale, probabilmente perché alla normalità si ritorna anche così, con la programmazione, quando ovviamente possibile. Progetto di educazione ambientale di Mare Vivo che si rivolge agli studenti degli istituti nautici con l'obiettivo di formare generazioni oceano attenti alla sostenibilità ambientale. Uno degli istituti protagonisti è il Gallo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un'interessante iniziativa oggi nell'ambito dell'iniziativa Alternanza Scuola-Lavoro, un collegamento online con altri 7 istituti nautici per discutere le problematiche del vostro indirizzo, un collegamento anche con i vertici del Ministero della Pubblica Istruzione, con la sottosegretaria, insomma un'interessante iniziativa. Oggi siamo collegati con Mare Vivo e con il progetto Nautici in Blu. È un progetto che riguarda gli istituti nautici della Sicilia, tutti collegati in rete. Progetto fortemente voluto dalla nostra dirigente Casà e tenutosi oggi nella sezione dell'Istituto Nautico di Porto Empedocle. Un percorso estremamente valido, consta di 4 incontri, 2 a distanza e altri 2 direttamente sulle spiagge dove i ragazzi prenderanno coscienza della realtà delle spiagge. Questo progetto parla, oltre che di mare, di sostenibilità ambientale nelle coste e quindi di tutela
del nostro mare, per cui si inserisce benissimo in una realtà quale il nautico, difatti è indirizzato soltanto ai nautici, è fatto insieme a Mare Vivo e permette ai nostri ragazzi di raggiungere le ore relative al percorso di alternanza scuola-lavoro. Oggi la nostra scuola è fortemente in crescita, quindi vogliamo dare un momento in più di crescita a questi ragazzi. Dicevo in crescita perché quest'anno, oltre alla sezione di Porto Empedocle, si aprirà un corso anche ad Agrigento, data la richiesta che abbiamo di iscrizioni nella nostra scuola. Per cui abbiamo voluto dare questo momento importante, questo momento valido ai fini proprio della professionalità, dell'acquisizione di competenze direttamente nelle coste stesse. Quanto è importante questo indirizzo di studio, considerando che siamo qui a Porto Empedocle, dove c'è uno dei porti più belli della Sicilia. Ecco perché consigliare anche l'indirizzo nautico, e oggi in particolare anche con questo confronto con gli altri istituti nautici. Allora, consigliare l'istituto tecnico nautico ad un ragazzo ci sono svariati motivi, sia perché è un istituto tecnico che offre subito la possibilità di intraprendere una carriera a bordo delle navi mercantili, ma non solo, possono andare nelle capitanerie, guardia costiera, qualsiasi società di trasporti a prescindere dal settore, perché noi diamo un'offerta formativa di trasporti e logistica a 360 gradi che poi specializziamo i nostri ragazzi nel settore navale, quindi il settore navale, come ben sa, comprende la logistica a 360 gradi con il suo trasporto intermodale. Il nautico. Oltre a questo diciamo che nella provincia agrigentina c'è adesso un forte sviluppo del porto e dell'indotto, in quanto adesso il porto di Porto Empedocle, che è un porto di rilevanza nazionale, è stato adesso soggettato all'autorità portuale del mare sud-occidentale della Sicilia, il quale ha stanziato ingenti somme di denaro per convogliare qui, oltre al traffico merci, il traffico crocieristico. L'iniziativa di oggi quanto è importante e perché è importante? È molto importante perché sviluppa le competenze dei ragazzi, sensibilizzandoli e proprio facendogli toccare con mano, sia accanto alle associazioni ambientali marittime che con la Guardia Costiera, e vedono proprio il modo con cui lavorano in sinergia questi due attori per quanto riguarda l'ambiente marino, possono sia essere sensibilizzati, quindi per prevenire l'inquinamento, che anche la tutela del nostro patrimonio marino. 1 o 2 giorni dedicata al corso per operatori antiviolenza per la gestione di primo intervento e prima accoglienza. L'iniziativa si è svolta ad Agrigento. Arturo Cantella. Si è concluso con la consegna delle attestazioni il secondo corso per operatori antiviolenza e gestione di primo intervento e di prima accoglienza, tenutosi presso il Consorzio Universitario Ares di Agrigento. Diversi e tanti coloro che hanno partecipato con interesse al corso, svolto dalla docente Maricetta Tirrito. Tra i presenti all'iniziativa anche l'assessore comunale Roberta Lala, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale della città, con particolare riferimento alle tante iniziative che svolgono al comune in tale direzione. Quindi la presenza dell'ASP con Mariella Di Grigoli, dell'AIDO con la partecipazione della mamma Anna Mallia, che ha perso prematuramente tanti anni fa un figlio e che ha illustrato l'importanza della donazione degli organi e l'azione che svolge l'AIDO nel territorio. Presente anche Rita Monella, nominata responsabile provinciale dell'associazione. È un corso di preparazione per operatori antiviolenza di secondo livello per l'accoglienza diretta delle vittime nell'immediatezza del supporto e dell'emergenza. Agrigento da oggi potrà contare anche su di noi. Io sono onorata di aver avuto la possibilità di fare questo percorso, soprattutto ringrazio particolarmente la mia Presidente nazionale nella persona di Maricetta Tirrito, che mi ha coinvolto in questo progetto particolarmente importante per la nostra provincia, che darà sicuramente i suoi frutti,
e che coinvolgerà soprattutto tutti e 43 comuni della provincia di Agrigento. Noi ci saremo in ogni comune e porteremo avanti la violenza, cioè la lotta contro la violenza di genere e soprattutto la tutela dei deboli, dei fragili e dei minori. Dottoressa, ci saranno altre iniziative magari Sì. in provincia? Ecco, quali sono gli obiettivi anche del vostro lavoro? Ce ne sarà uno a brevissimo a Grotte, un altro Ad Aragona? ad Aragona, ce ne saranno Porto Empedocle, ce ne sono già previsti diversi. Il nostro obiettivo è quello di creare una rete di sostegno qualificata ed efficiente. Purtroppo mi sono resa conto in questo anno che le denunce sono poche. Perché dico questo? Dico questo a ragion veduta perché proprio la regione siciliana per Agrigento come comune, in base alle associazioni case rifugio con cui il comune ha dei protocolli, quindi delle intese, ha dato dei soldi affinché noi potessimo creare un futuro, un inizio per un futuro ad una donna che ha finito il percorso. E mi sono accorta, mettendomi in contatto con queste case rifugio, che le donne che denunciano e fanno percorso sono veramente poche. Quindi questo che vuol dire? Che la violenza è tanta, le denunce sono poche, quindi a maggior ragione che vengano questi corsi, in modo che si possa dare sostegno a chi c'è vicino. Quindi noi dobbiamo, più che altro secondo me, perché non sono addetta al corso, quell'empatia di guardare gli altri, averla in maniera molto molto più diretta, molto più attenta, perché credo che molte persone abbiano necessità di aiuto, di essere ascoltate e spesso noi non ce ne rendiamo neanche conto perché prese al tran tran delle cose ci allontaniamo da quello che è il rapporto umano. Stasera, secondo appuntamento su Rai 1 con Macari, Eugenio Cherone ripercorre alcune location più e meno note in cui è stato girato il film. Una di queste è il timone di Porto Empedocle, luogo già caro a Camilleri e al suo commissario Montalbano. L'amico ristoratore del commissario Montalbano nella vigata di Camilleri è lui, Enzo Sacco, del tipico locale di Porto Empedocle, meta di tantissimi buongustai. E si deve al regista di Macari, Michele Soavi, se gli italiani da lunedì scorso hanno potuto conoscere il vero volto del ristoratore in primo piano, il vero Enzo, insomma. E sta tutta qui la somiglianza tra il Montalbano di Andrea Camilleri e Macari di Gaetano Savatteri. Sta nel nome che finalmente ha pure un volto. Macari, con il delitto della Colimpetra, bisogna dirlo, vince ai punti, visto che la puntata di cui parliamo è agrigentina dall'inizio alla fine. Non c'è Vigata, ma Agrigento, con le sue bellezze. Il dopo Macari, però, è stato un susseguirsi di polemiche attraverso i social, polemiche che nella maggior parte dei casi nulla hanno avuto a che fare con il diritto di critica e la libertà di espressione, diritti sacrosanti che qualche volta però si farebbe bene a contenere per non scadere nel patetico. Nel pieno rispetto di tutte le opinioni, bisogna dire che Macari, piaccia o no, ha proiettato Agrigento 1000 volte più che un semplice spot, anche se Agrigento non ha bisogno di presentazioni, come ha detto ai microfoni di Arturo Cantella l'attore Claudio Gioè. Quindi in tema di fiction televisiva ha premiato anche l'attore Claudio Gioè, protagonista della fiction Macari, che ha condiviso con Pippo Montalbano anche momenti di lavoro nel film I 100 passi e la meglio gioventù. Sì, si chiama Macari, la fiction, è un bellissimo momento, poi qui ad Agrigento abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria, un grande affetto del pubblico e speriamo che possano gradire anche le nuove puntate e soprattutto l'episodio girato alla Valle dei Templi, al Giardino della Colimbetra, che porterà un po' di visibilità anche se non ne avete bisogno, ma insomma fa sempre piacere vedere le bellezze di Agrigento in prima serata Rai 1. Si aspettava questo successo della fiction della scorsa edizione? No, ci ha sorpreso un po' tutti e siamo rimasti veramente contenti e ringraziamo veramente l'affetto col quale insomma, ci
ci ha accolto il pubblico. Sono almeno 10 le automobili prese di mira da un gruppo di giovani vandali che senza alcun motivo e probabilmente per puro insano divertimento hanno ben pensato di danneggiare e distruggere gli specchietti, i retrovisori dei mezzi in sosta. Lo spiacevole episodio è avvenuto nella notte di sabato scorso lungo via Gioielli nel centro di Agrigento. Protagonisti, secondo quanto emerso, sarebbero un gruppo di giovanissimi. Gli specchietti sono stati rotti probabilmente a calci. La scoperta amara è stata fatta dai proprietari delle auto che hanno solamente potuto constatare i danni riportati. Vediamo. Siamo in via Gioielli, Agrigento. Cosa devo dire? Devo dire che qualche... Quindi te ne sei accorto tu? Ciao Fabio, qualche delinquente stanotte in un orario imprecisato si è divertito a spaccare i specchietti retrovisori. 5 macchine, compresa la mia, che è quella che devo fare. Bisognerebbe per vedere se hanno continuato. un giorno. No, ogni sabato notte, purtroppo domenica notte si vede. La sua città d'origine gli ha conferito il premio Benemerenza Città di Favara. Protagonista è Marco Urso, noto come Mark Art. Vediamo. Ringrazio il sindaco e tutta l'amministrazione per aver dato questo riconoscimento, dove le altre amministrazioni non hanno mai riconosciuto il mio talento e mi hanno sempre, ovviamente, tra virgolette, non riconosciuto. L'amministrazione ha fatto una scelta migliore e una scelta bellissima e per me è veramente un riscatto ricevere questo premio su Favara. Il Favara ancora una volta merita l'attenzione di rimarcarsi e di cercare personalità importanti per questa meravigliosa città. È una storia che porta alla ribalta una persona, un nostro concittadino che è riuscito a farsi apprezzare in tutto il mondo per la propria arte, per il proprio modo di essere. Io quando guardo Marco guardo comunque sempre l'artista, guardo una persona che fa dei quadri che non solo sono belli a vedere ma riesce a spiegarteli. La cosa importante è quando lui spiega cosa sentiva e come ha realizzato quell'opera d'arte. Dopo guardo alla storia dell'uomo una persona che è riuscita tra mille difficoltà a riscattare il proprio essere, a dimostrare quello che realmente vale e ci ha dimostrato tutti che si può andare oltre quelle che sono le apparenze e le convinzioni. Oggi noi con orgoglio premiamo Marco con la benemerenza, che è l'onorificenza più alta che il Comune di Favara può dare, per il lavoro che sta facendo per Favara in giro per il mondo. È un momento importante per Favara perché oggi si viene a sanare una grande ferita che c'era sino ad ora, perché Mark Art veniva quasi considerato una persona, strano, è brutto dire, quasi inferiore, una persona diversa, e che invece con la sua arte ha fatto capire la grandezza umana, la grandezza artistica di un ragazzo che è cresciuto a Favara, che è legato a Favara e che oggi è un grande artista a livello internazionale. Con questo riconoscimento praticamente c'è un legame fortissimo che si viene a creare tra l'artista, la sua opera e la comunità favarese. È un momento importante che troverà altre valorizzazioni, come la realizzazione di una grande mostra che faremo per fare conoscere a tutta la città le importanti opere che Marco sa fare. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, si è dimesso oggi per candidarsi alla presidenza della regione alle prossime elezioni in autunno. Nel corso di una conferenza, tra l'altro, ha affermato: lascio una città che ha raggiunto molti obiettivi ed è competitiva e più credibile dal punto di vista finanziario. Non lascerò mai Messina, mi è stata vicina dopo essere stato eletto deputato regionale quando sono stato arrestato e mi ha votato comunque perché credeva in me.
Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Calcio, eccellenza, l'Akragas pareggia in casa contro il Marsala, penultimo. La vetta è ora distante 10 punti. Tutti gli altri risultati e la classifica della 19ª giornata con Carmelo Lentini. Esordio amaro per il tecnico mazzarese Nicolò Terranova che contro il Marsala, in piena lotta per non retrocedere, è costretto a dividere la posta in palio. Una prestazione ingolore quella dell'Akragas, apparso privo di idee e mentalmente scarico. Sicuramente ci sarà molto da lavorare per riprendere ritmo e serenità, ma andando di questo passo si rischia di essere risucchiati da chi sta sotto in classifica generale e dire addio ai sogni di gloria, persino anche alla zona playoff. Ricordiamo infatti che sopra 10 punti di distacco da parte della capolista si viene esclusi dai playoff e la classifica in questo momento dice questo. Ritornando alla gara, primo tempo senza tanta verve con i ragazzini tibetani che bloccano sul nascere le azioni dell'Akragas. La compagine dei tempi sembra essere imbambolata ed è così che alla fine del primo tempo si va dentro gli spogliatoi sul risultato di parità, 0-0. Nel secondo tempo si trova la via del gol con l'attaccante argentino ultimo arrivato, Pavicic. Nel finale, a pochissimi minuti dalla fine, la doccia fredda con il gol dell'esperto Rosella. L'Akragas cerca il gol vittoria, ma il punteggio non cambia. Al triplice fischio dell'arbitro, critiche da parte dei tifosi, con i giocatori che si sono attardati sotto la curva sud a chiedere scusa per l'opaca prestazione. Per quanto riguarda il resto della giornata, vince facile il capolista Canicattì che si impone sul volenteroso Casteltermini per 3-0 grazie alle reti di Prezzabile, Tedesco e Iraci. Risponde per le rime la vice capolista Misilmeri che supera con qualche difficoltà il Castellammare per 2-1. Di Cerniglia e Concialdi le reti palermitane, mentre per la compagine trapanese ha accorciato le distanze di Bartolo. Termina invece in parità lo scontro Enna-Marineo con vantaggio ennese con Sant'Onocito e con pari di D'Agostino. La Mazzarese con la rete di testa supera il Monreale, mentre finisce a reti bianche Sciaccanissa. Infine, negli anticipi del sabato, la Profavara si è imposta a Palermo con il CUS grazie alle marcature di Gambino, Doppietta e Giuffrida, mentre all'Ello Monaco è pari tra Parmonvalle e Mazzara 1-1, con le reti di Caronia e Menti. Allora mister, risultato e prestazione purtroppo da rivedere, un 1-1 che non soddisfa assolutamente la tifoseria e sicuramente neanche voi. Assolutamente no, ci aspettavamo sicuramente un risultato diverso, non mi aspettavo di fare una prestazione eccellente, però quantomeno dignitosa. Onestamente il primo tempo molto male, il secondo tempo molto meglio, però non siamo riusciti a rimanere lucidi nei momenti diciamo, importanti della partita. Quando a 4 minuti dalla fine fai delle scelte cervellotiche dove velocizzi la ripresa del gioco, vuol dire che qui bisogna lavorare tanto a livello mentale. Era la tua prima sulla panchina, avrai già diciamo, un'idea di dove poter lavorare? Sì, oggi ho avuto la conferma che bisogna lavorare, come ho detto poco fa, molto sulla testa dei ragazzi. Ho visto una squadra con molta paura di giocare, ho visto anche perché è una squadra molto giovane, quindi qualcuno forse lo dimentica, il campo sicuramente non ci aiuta, però non deve essere un alibi, dobbiamo cercare di liberare questa mente e dare spazio a quelle che sono le nostre qualità tecniche. Adesso i risultati di promozione e prima categoria. Carmelo Lentini. Nel campionato di promozione Girone A vince a suon di reti il Raffadali di Giovanni Falsone, che rifila ben 6 reti al malcapitato Città di Caridi. Gara senza troppi sussulti, una sorta di allenamento per i ragazzi raffadalesi che hanno liquidato la pratica in poco tempo.
Le reti di Polito e Issa una doppietta ciascuno, poi Giulio Castaldo e Stefano Piazza. Grazie a questi 3 punti il Raffadali conferma il 4° posto in classifica generale a pochi punti dalla vetta, ma è a pari punti anche con la Folgore di Castelvetrano. Nulla da fare anche questa volta invece per il Camarat di Mimmo Bellomo, che soccombe a ganci con il risultato di 3-1. Rispetto alle precedenti prestazioni, la squadra della montagna ha evidenziato dei leggeri progressi. Di Curabba la rete della bandiera. Fortunatamente la classifica non è peggiorata, anche perché tutte le dirette rivali, per non retrocedere, hanno perso tutte quante. Il prossimo turno riserva una trasferta molto impegnativa per il Raffadali, che dovrà vedersela con l'attuale terza forza del campionato, vale a dire il Lascari Cefalù, che ha 1 punto in più. La posta in ballo è davvero molto alta. Per quanto riguarda invece il Camarat, si ritorna in casa per affrontare la seconda classifica, vale a dire il Casteldaccia, un altro incontro drammatico che servirà dove servirà molta concentrazione ed anche un pizzico di fortuna. Scendiamo anche di categoria. In prima giornata positiva per le squadre agrigentine di questo girone, eccezione fatta per l'Atletico Favara, unica sconfitta della giornata. Ha vinto a son di reti 4-1 l'Empedoclina, che si aggiudica il match con il Real Trabia per 4-1, a conclusione di una gara tranquilla e senza particolare difficoltà. In rete Pagano, Lopresti, Castronova e Riccobono, mentre il Ravanusa ha superato il Real Trabia e sale in classifica generale in zone più tranquille. Grazie e grande vittoria esterna del Gemini, che va a vincere a Sciara con un rotondo 1-4 grazie alla doppietta di Messina e anche di Schifano. Volley a 2, la SEAP Aragona stravince contro Sassuolo. A fine gara il presidente Nino Di Giacomo ha annunciato a malincuore la separazione consensuale con il coach Stefano Micoli, che ha avuto una richiesta irrinunciabile da un club del campionato di Serie 1 di pallavolo femminile. Vediamo. Coach Stefano Micoli, una vittoria bellissima, una domenica perfetta per la SEAP Dalle Cardillo Aragona, che piega nettamente 3-0 il Sassuolo. Cosa è successo oggi? Ma niente, hanno applicato quello che fanno nell'allenamento, quindi sono stati un po' più costanti del solito, quindi è una vittoria completamente meritata e una dedica proprio di cuore alle ragazze, un grande grazie. Coach, è notizia che lei lascerà la SEAP Dalle Cardillo Aragona, la sua ultima panchina questa sera va in Serie 1, quindi per lei un treno che non poteva non prendere. Sì, tra i vari pensieri e le varie molle che mi hanno fatto scattare la decisione è stata anche questa. È un treno che non passerà più nella mia carriera, perché all'età di 54 anni la devo cogliere. Devo dire un sentito grazie a Nino Di Giacomo, al presidente, che non ha posto ostacoli, anzi è persino contento della possibilità che ho e la mia stima va verso di lui, lo ringrazio. Chi Aragona lascia e com'è stata questa esperienza sulla panchina dell'Aragona? Non è sempre stata rosa e fiori, abbiamo avuto grosse difficoltà, perdite di personaggi, di staff, di giocatrici, mi ci metto anch'io, difficoltà in allenamento, condizioni ambientali un po' difficili in palestra, sono tutte cose che non tiro fuori adesso, però adesso che viene bello me ne vado, proprio sul più bello, va bene. Caracuta, partita perfetta della SEAP Dalle Cardillo Aragona, che piega nettamente 3-0 il Sassuolo. Guarda, sì, hai detto tutto, già in 3 parole hai detto tutto. È stata una partita veramente perfetta, io sono veramente fiera del lavoro che è stato fatto oggi, perché anche in momenti di difficoltà oggi si è vista la vera squadra. Io prima della partita avevo chiesto alle ragazze di iniziare questo percorso di nuovo insieme, tutte insieme, soprattutto in questo momento di difficoltà che abbiamo comunque gente ancora non disponibile, e oggi ho visto veramente quella risposta dalla squadra che volevo io e che volevamo tutti, quindi non posso che essere soddisfatta e fiera di quello che è stato il risultato di oggi. Che partita è stata? È stata una partita ad altissima intensità, siamo state bravissime a bloccare da subito i loro punti forti, sfruttare i loro punti deboli, e da lì è andata la partita, quindi quello che posso dirti sicuramente c'è stata altissima intensità, ma non abbiamo avuto paura, e questo è stato fondamentale oggi, perché in altre partite
probabilmente la paura ci ha un po' frenate per riuscire a fare quel passo in più. Oggi siamo state perfette anche in quello. Questi 3 punti che valore hanno, che importanza hanno anche in vista della gara di mercoledì contro il San Giovanni in Marignano? Ma sono punti che fanno non solo morale, ma ci voleva, perché ora a fine campionato bisogna racimolare quanti più punti possibile e giocare ogni partita con l'idea di prendere punti, quindi sono punti fondamentali, come ho detto prima, per il morale e per la classifica, quindi ora pensiamo a mercoledì e niente, se giochiamo sempre così sicuramente potremo toglierci le soddisfazioni. Coach, come spiegare questa sconfitta del Sassuolo, soprattutto la prestazione della sua squadra? Sicuramente non all'altezza. Assolutamente non all'altezza e bravi alla squadra avversaria, perché loro hanno fatto, come ho detto alla mia squadra, guardate che se pensiamo di andare a fare una gita faremo una brutta figura, perché secondo me al di là della classifica questa è una squadra che gioca, ha una sua identità, fa delle cose bene, avevamo preparato le cose che avete fatto, ma quando una squadra va in gita è difficile giocare a pallavolo. Noi abbiamo questa pessima abitudine di andare in trasferta al mare pensando di andare in gita scolastica e quindi poi in campo alle prime difficoltà non riusciamo a reagire, che di solito invece siamo una squadra abbastanza tosta, che combatte, che sa stare in campo, che può anche perdere, ma ha capacità di sofferenza, di stare lì a giocarsi il punto. Quando veniamo in gita al mare non riusciamo tanto a reagire bene. Oggi si è visto la squadra che piano piano è franata proprio a livello di lucidità più che altro. Cosa è mancato oggi alla sua squadra? Tutto. Penso che la ricezione ha avuto percentuali imbarazzanti. Il pareggiatore non era lucido, la nostra bomber oggi non funzionava perché chiaramente noi abbiamo l'attaccante più forte del campionato, ma a 18 anni ci sta che magari non sia in giornata e tutto il contesto non ha funzionato, quindi diciamo è saltata lei, è saltata la Rice, il palleggiatore non ha fatto le scelte giuste. Ognuno, diciamo che siamo stati bravi, compreso l'allenatore, lo mettiamo per primo, che forse gli ha fatto vivere troppo la gita. Nessuno di noi è riuscito a mettere qualche correttivo che con il nostro potenziale fisico e tecnico potevamo, non dico vincere, ma già il secondo set l'abbiamo recuperato, eravamo lì per chiuderlo e siamo riusciti a perdere in maniera imbarazzante. Tutti ci abbiamo messo del nostro, come siamo stati bravi. Oggi 14 febbraio è la ricorrenza di San Valentino, si celebra la festa degli innamorati. Vediamo. Oggi è la festa di San Valentino, una ricorrenza dedicata agli innamorati e celebrata in gran parte del mondo. La festività prende il nome dal santo e martire vescovo cristiano Valentino da Terni e venne istituita da Papa Gelasio I con l'intenzione di cristianizzare la più antica festività romana dell'Upercalia dedicata alla fertilità. A regalargli la fama di santo e patrono dell'amore è un episodio riguardante una coppia di innamorati che il giovane vescovo avrebbe incontrato. I due stavano litigando e lui li fece riconciliare facendo volare loro intorno decine di coppie di piccioni. Da questo anche l'espressione piccioncini riferita agli innamorati. La pratica moderna di celebrazione della festa è centrata sullo scambio di regali e messaggi d'amore, le valentine, bigliettini d'amore spesso sagomati nella forma di cuori, stilizzati o secondo altri temi tipici della rappresentazione popolare dell'amore romantico. A dare il via alle Valentine Carlo Dorlia, il quale in una lettera si rivolge alla moglie scrivendole «Mia dolce Valentina». Ma è a Geoffrey Chaucer che viene attribuita l'interpretazione di San Valentino come festa degli innamorati. Un po' ovunque la tradizione impone la cena a lume di candela. In Inghilterra o negli Stati Uniti vanno di gran moda i bigliettini anonimi con innamorati che decidono di inviare fiori o cioccolatini senza rivelare la propria identità. Sempre negli USA si inviano valentine anche al papà, alla mamma, ai fratelli, sorelle e amici e la tradizione comincia alle scuole elementari con bigliettini decorati con i personaggi dei cartoni animati e soprattutto dei fumetti. In Spagna vanno fortissimo le rose rosse, mentre le olandesi ricevono spesso cuori di liquilizia. La tradizione giapponese prevede che siano le ragazze a regalare una scatola di cioccolatini ai ragazzi, non solo fidanzati e mariti, ma anche amici, colleghi di lavoro, superiori. Nei paesi islamici la tradizione è scarsamente diffusa e poco tollerata perché è considerata peccaminosa. In Thailandia tradizione vuole che 14 coppie si sfidino per il bacio più lungo, tentando di battere il record mondiale di 32 ore. Insomma, per San Valentino i baci sono di rigore e non vanno mai censurati.
E oggi è anche l'anniversario della morte di Giuseppe Sinesio, nato a Porto Empedocle il 18 maggio 1921, moriva a Palermo il 14 febbraio 2002. Una figura politica importante che TVA vuole ricordare con la messa in onda alle 16 di uno speciale che lo vede protagonista. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e a presto.